Si chiama Pupillia japonica, scarabeo giapponese, ed è il nuovo terrore delle piante arrivato anche nel nostro territorio. Dopo Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Val d'Aosta, tocca al Veneto. È una specie altamente invasiva. Allo stato larvale si nutre di radici di varie piante, da adulta di foglie di oltre 300 tipologie diverse su tutti gli alberi da frutto, fiori compresi, piante da giardino e coltivate. E il fatto che sia stato trovato nell'area della Castellana a ridosso della zona dei vivai di Loria sta preoccupando e non poco, tanto che a Riese i sindaci del comprensorio ed esperti del settore fitosanitario della regione si sono trovati per capire come muoversi per arginare i danni che potrebbe creare l'insetto ed eradicarlo. Quello che si dovrà fare è un lavoro di sinergia di informazione sul territorio con le attività economiche e dall'altra parte come servizio fitosanitario ci vedrà coinvolti a supportare l'attività di controllo e di contrasto di questo insetto tramite il posizionamento innanzitutto di trappole a cattura massale per cercare di contrastare appunto la diffusione e una serie di trattamenti sia sul terreno sia su coltura in campo per eventualmente riuscire a eradicare questo insetto dal territorio.